Bentornati a questo nuovo appuntamento del Lavoro a 360 gradi. Oggi partiamo parlando di allenarsi al futuro. L'appuntamento in programma il 13 di aprile con centinaia di studenti che coinvolgerà appunto le scuole superiori in un momento di confronto e orientamento verso il mondo del lavoro. Insieme a Randstad e al progetto Sei nel posto giusto ci saranno ospiti importanti come il mitico Ravanelli e Jack Sentini, ma andiamo a conoscere più da vicino questo progetto e questa giornata insieme al vice sindaco di Nogara, Marco Poltronieri. Allenarsi al futuro è parte integrante di un percorso che è Sei nel posto giusto ed è un'occasione unica che hanno i ragazzi delle scuole superiori, della pianura veronese, di confrontarsi con dei grandi testimonial e atleti del passato. In questo caso avremmo ospiti Jack Sentini e Fabrizio Ravanelli, quindi due grandi sportivi che hanno segnato un'epoca anche per il loro sport e che potranno sicuramente portare ai ragazzi delle esperienze concrete e reali di raggiungere i propri obiettivi, di valorizzare i talenti e di credere in se stessi, ecco. Ma come si inserisce questo appuntamento nel progetto Sei nel posto giusto? Sei nel posto giusto è un progetto che già da 6 anni viene riproposto dal Comune di Nogara in collaborazione con tanti altri comuni della pianura veronese e partner privati ed ha lo scopo di far dialogare la domanda e offerta di lavoro. Quindi il progetto si articola in varie situazioni, dai colloqui individuali degli aspiranti a posti di lavoro a incontri motivazionali, a incontri per come costruire il proprio curriculum vitae, a incontri formativi per gli insegnanti. Quindi è una panoramica a 360 gradi sul mondo del lavoro, cercando di potenziare quelli che sono tutti gli attori che partecipano a questo mondo. Sei nel posto giusto nasce con l'intento di far conoscere le aziende ai cittadini ma anche ai giovani. Ma qual è il ruolo di un'amministrazione locale come quella di Nogara nel supportare i giovani anche nelle scelte formative e professionali? Noi abbiamo pensato ancora un po' di anni fa, in collaborazione con Ball, che è una multinazionale che ha sede nel territorio di Nogara, di mettere a punto questo progetto dove anche l'istituzione, quindi in questo caso il Comune di Nogara, coinvolgendo poi anche gli altri comuni limitrofi della pianura veronese, dovevano mettersi in campo per cercare appunto di mettere in rete questo mondo. Ecco, allora abbiamo pensato come può fare il Comune per cercare di favorire quella che è la richiesta da una parte delle aziende di professionalità, appunto, e dall'altra dei potenziali lavoratori di avere un posto di lavoro adeguato per la propria formazione e per le proprie aspirazioni. Ecco, allora quello che abbiamo pensato possa fare il Comune è questo, di metterli in contatto e di investire sui nostri giovani, sugli studenti, affinché siano consapevoli delle opportunità che ci sono sul territorio. Saranno quasi 1 migliaio i ragazzi collegati in questa live così attesa, ma qual è l'attrattività di incontri come questo e perché piace tanto ai giovani? I giovani sono attratti a questo incontro perché riescono a mettersi in contatto, seppur in maniera virtuale, però hanno la possibilità di fare domande, di interagire con testimonial che magari spesso riescono a vedere solo in TV o sui social. Quindi dialogare con questi grandi personaggi del mondo dello sport o del giornalismo, mi ricordo in passato abbiamo avuto ospite anche Caressa, ha un'opportunità unica di confrontarsi con chi magari è riuscito a valorizzare nella sua carriera il proprio talento e magari anche motivarlo nel poi intraprendere un percorso di studi anche post diploma che vada a valorizzare le proprie aspirazioni e le proprie qualità, insomma, qualsiasi esse siano. Io invito tutti gli studenti a partecipare a questo importante incontro, ci sarà protagonista anche l'istituto dove insegno, perché sono anche insegnante io dell'Istituto Medici di Legnago, anche noi parteciperemo con tutte le quarte, tutte le quinte, ma anche altri istituti della pianura veronese parteciperanno. E, ecco, invito a partecipare in maniera curiosa, in maniera proattiva, formulando domande che possano stimolare il dibattito ed accogliere questa come una grande opportunità di confronto che magari non tutti i giorni avviene, ma che grazie a Sei nel posto giusto noi offriamo ai ragazzi per dargli uno stimolo e una prospettiva positiva. Nel prossimo servizio continuiamo a parlare di giovani e futuro e andiamo a scoprire una delle 8 fondazioni di ITS Academy Veneto e abbiamo incontrato e intervistato Enrica Scopel, direttrice di ITS Academy Turismo Veneto, cui abbiamo chiesto come è cambiata negli ultimi anni la figura del professionista del turismo e quali sono le competenze richieste oggi. Competenza su competenze è la visione di sistema.
cioè l'essere capaci di alzare la lente e di avere una visione rispetto all'ambito in cui ci si inserisce, e questo non è scontato. E poi c'è tutto un tema legato alle soft skills, che è il tema dei temi, quindi una parte legata all'approccio, al problem solving, al team building, alla capacità proprio di relazionarsi con l'altro, che nel nostro settore è cruciale, essendo un settore di relazioni. Poi c'è tutto l'altro blocco legato al mondo della tecnologia. Ultimo grande tema è quello della sostenibilità. Nel turismo, essendo un settore a grande impatto rispetto ai territori, questo aspetto deve essere ancora più sottolineato. Si parla sempre più spesso di carenze di personale nel settore turistico, ma quali sono le cause e come si può risolvere il problema? Sono cause di ogni tipo, sono cause intanto di calo demografico, e questo è sotto gli occhi di tutti. L'altra causa importante del nostro settore è legata alla stagionalità, soprattutto per tante destinazioni. Poi c'è il tema degli stipendi, c'è il tema della possibilità di crescita e di carriera, c'è il tema di un abbassamento del valore percepito nel fare una professione legata al turismo. Diciamo che è un discorso un po' di narrazione e di posizionamento. Poi ritorna forte il tema bilanciamento, la balance tra vita privata e lavoro, per cui anche lì il giovane ha delle esigenze che oggi più che mai tira fuori. Che ruolo hanno gli ITS per formare le figure professionali? Ovviamente in particolare parliamo di quello del turismo. Gli ITS hanno un ruolo strategico. Quando il lavoro di progettazione del percorsi è condiviso col tessuto imprenditoriale, col tessuto produttivo del territorio, il risultato è un prodotto formativo che funziona. Perché? Perché è assolutamente matchato sulle esigenze che le aziende hanno. Quindi il ruolo è strategico proprio in questo senso, perché diventano il trade union funzionale alla creazione di professionalità che possono essere spese immediatamente all'interno delle aziende. Parliamo di biennio di alta formazione, ma quali opportunità professionali porta questa specializzazione? Le opportunità professionali per chi esce da un ITS Academy Turismo Veneto come il nostro sono diverse, in ambiti molto diversi tra loro. Abbiamo l'ambito del turismo puro, in cui abbiamo tutto il tema dell'hotellerie e del turismo all'aria aperta. Abbiamo il tema dell'intermediazione, ovvero delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle agenzie di comunicazione, delle destinazioni, ma anche nel mondo del vino e delle cantine, di cui la nostra regione non solo è ricca, ma di cui vanta anche un vantaggio competitivo rispetto ad altri territori. Poi c'è l'ambito dei beni culturali, e lì abbiamo tutto il tema della tecnologia applicata ai beni, ai servizi e alle attività culturali. E infine il tema degli eventi, abbiamo un corso dedicato in cui si aprono ovviamente nuovi scenari rispetto a quelli turistici, legati al mondo delle fiere, dei convention bureau, che peraltro è un settore in netta ripresa. Sono 8 le fondazioni dell'associazione ITS Academy Veneto, ma cosa significa farne parte? Questo è importante perché ricordiamo che in Veneto le 8 fondazioni ITS Academy presenti sono raggruppate in un'associazione, appunto l'associazione ITS Academy Veneto. Ad oggi abbiamo una numerica intorno ai 5.000 iscritti nei bienni di queste 8 fondazioni, che coprono non solo tutti i settori merceologici di sviluppo del sistema paese, ma coprono anche tutta la regione, concorsi in tutte le province del Veneto. Vuol dire lavorare in un sistema, vuol dire rafforzare le economie di scala non solo nell'approvvigionamento, ma anche nella gestione e nella comunicazione del prodotto ITS. All'interno di Regione Veneto c'è questa forza dirompente, che è quella dell'associazione a cui tutti apparteniamo, che ci rende un po' più forti e speriamo anche un po' più visibili, soprattutto all'interno del mondo delle scuole. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi.
tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio parleremo di Mind Care, percorsi di ascolto, il progetto che è stato ideato da Giovani per i Giovani, dedicato al benessere psicologico. Pensate, 75 ore gratuite di supporto a ragazzi tra i 22 e i 30 anni. Ma come nasce l'idea di questo progetto, realizzato, come dicevo, da Giovani per i Giovani? L'abbiamo chiesto ad Alberto Bellesini. Mindcare rappresenta per me un progetto davvero di valore. Nasce da un gruppo di 18 ragazzi, tra cui il sottoscritto, che nel 2023 ha intrapreso l'esperienza di elezione amministrativa qui a Villafranca. Abbiamo condiviso un'idea con il candidato sindaco, nonché oggi attuale primo cittadino Roberto Dall'Oca, che non solo ci ha sostenuto nella prima fase, ma nel 2024, quindi esattamente un anno dopo, ci ha proprio chiesto di poterlo concretizzare sul territorio. Un'iniziativa dunque che nasce dalla fascia giovanile e che vuole proprio coinvolgere gli adolescenti e i ragazzi di Villafranca. Sin da subito ci siamo accorti che il supporto psicologico non era solo un tema di attualità, ma era anche una necessità. Lo dimostrano i numeri, ma lo dimostra anche la volontà di abbattere quello che è il muro del pregiudizio e avere un supporto nel momento di fragilità e di bisogno. Mindcare è un progetto che è partito da 2 anni e coinvolge già 4 comuni. Ma quali sono stati sinora i risultati? Ad oggi, dopo quasi un annetto di progetto, abbiamo accompagnato 37 ragazzi, l'ultima richiesta è arrivata questa mattina, divisi nei diversi territori, Villafranca e Valeggio, i bacini che mostrano un numero maggiore, 17 Villafranca e 12 Valeggio, mentre Mozzecane e Povegliano siamo sui 5-3 persone. Abbiamo incontrato Rachele Savio che ci racconta il suo ruolo in questo progetto e quali sono state le problematiche che ha riscontrato con i suoi pazienti. Il progetto è rivolto ai giovani dai 22 ai 30 anni, è una fascia d'età spesso trascurata perché è considerata già adulta. Di fatto però i giovani si ritrovano ad affrontare diverse fasi dello sviluppo che di fronte a un futuro sempre più incerto possono creare angoscia. Pensiamo un po' alla fine di quello che è il ciclo dell'istruzione. Durante l'istruzione tutto è prestabilito e prescritto, però nel momento in cui si finisce un po' il corso di studi ci si trova davanti a 2 domande. La prima domanda può essere: ok, ora cosa faccio del mio futuro? Oppure l'altra è: quello che ho scelto effettivamente mi può piacere, può essere un progetto di vita che posso portare avanti. Oltre a questo troviamo anche altri progetti tipici di questa età dello sviluppo, quindi per esempio prendere casa, andare a convivere, quindi tutta quella che è anche la parte un po' più relazionale oltre che lavorativa. Queste sono le difficoltà che noi cerchiamo un po' di accompagnare durante il progetto Mindcare. Il progetto Mindcare è riuscito a ridurre la diffidenza che spesso si ha nei confronti della figura dello psicologo? Lo stigma direi che purtroppo è ancora presente verso lo psicologo, però sono generazioni che stanno cambiando, generazioni che sono consapevoli che oltre alla salute fisica conta anche quella mentale, il benessere mentale. Di conseguenza anche con questo progetto, nell'ottica di lavorare sulla prevenzione, cerchiamo di approcciare un po' magari e accogliere i giovani, far provare questo tipo di esperienza e cercare anche in questo modo di abbattere un po' lo stigma rispetto al chiedere aiuto. Mindcare fa parte delle iniziative delle politiche giovanili di Villafranca, ma quanto è strategico lavorare in rete, in sinergia con istituzioni e territorio? Lo abbiamo visto all'interno del tavolo di coprogettazione delle politiche giovanili a Villafranca, un tavolo di confronto tra realtà del terzo settore e l'ente locale, quanto possa essere stato utile portare sul territorio di Villafranca un'iniziativa come questa. È stato ancora più bello vedere la squadra e la sinergia con le amministrazioni del territorio, parlo di Valeggio, Mozzecane e Povegliano, e soprattutto della lungimiranza dei loro amministratori, che non hanno guardato al colore politico ma hanno guardato alla finalità e alla bontà sociale del progetto. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi aspetto puntuali la prossima settimana per raccontarvi tutte le novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate perché io vi aspetto.